Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cucina, Gioia e Fantasia. Oggi prepariamo i cannoli siciliani. Per preparare i cannoli siciliani ci servono 250 g di farina, noi stiamo utilizzando la farina di Maiorca che potete trovare sul nostro shop. Poi ci serve un cucchiaio di aceto di vino bianco, un cucchiaino di cacao amaro, 30 g di strutto, un bicchiere di marsala, un tuorlo, un albume che ci servirà poi per incollare le bucce, un cucchiaino di sale, una bustina di vanillina. Per il ripieno ci serviranno 800 g di ricotta di pecora ben sgocciolata, delle arance candite, cannella, gocce di cioccolato, zucchero a velo, granella di pistacchio e zucchero semolato. Per preparare il nostro ripieno utilizziamo la ricotta. Prendiamo un contenitore e versiamo la ricotta mescolata e la mescoliamo insieme allo zucchero. Mettila qua. Tutta? Sì, tutta. Bravissimo. Mescoliamo con lo zucchero. E cerchiamo di ottenere un composto molto omogeneo, liscio e cremoso. Aggiungiamo anche le gocce di cioccolato. Tutto? Sì. Tutto? Sì, più ce n'è meglio è. E la cannella. Tutto? Sì. Lavoriamo questo impasto. Non esce. Ok. Lo lavoriamo per bene e lo lasciamo riposare in frigo per 3-4 ore. Procediamo facendo il nostro impasto. Mescoliamo un cucchiaino di cacao amaro nella farina. Mescolala. E nel frattempo mescoliamo gli altri ingredienti. Mettiamo lo strutto, il tuorlo, un pizzico di sale, ok, la vanillina, poi prendi un cucchiaino di aceto di vino, sì, aspetta, e un bicchierino di marsala, perfetto. Il cannolo siciliano è un dolce tipico della tradizione siciliana, appunto, ed è un dolce conosciuto in tutto il mondo. Le sue origini risalgono a Cicerone negli anni 70 a.C. Troviamo traccia, appunto, la prima traccia in Cicerone che durante un viaggio in Sicilia ne rimase colpito e ammaliato. Metti il marsala, un bicchierino. Ok, basta così. Metti lo zucchero e poi infine aggiungiamo la farina che è stata setacciata insieme al cacao. Tutto questo lo devi mettere. Ok, Jessica, aggiungiamo la farina. Tutta, mettila qua. Tutta? Sì. Io va bene. Sì. Bravissima. Grazie. Una volta ottenuta questa consistenza trasferiamo l'impasto nel nostro piano di lavoro e lo lavoriamo per un altro po' fino ad ottenere un panetto molto liscio. Lo conserviamo avvolto nella pellicola in frigo per almeno un'ora, dopodiché sarà pronto per stendere le nostre cialde.
Trascorso un'ora, riprendiamo il nostro impasto e facciamo delle sfoglie sottili. Ci aiuterà Rosalino. Allora, prendiamo un pezzo di pasta. Ok, la schiacciamo un pochino e la stendiamo. La stendiamo fino a ottenere una sfoglia sottilissima. Poi con l'aiuto di un coppapasta ci aiutiamo a fare dei cerchi. Questi verranno poi avvolti nelle canne, perché il nome del cannolo viene proprio da questa tradizione, che le sfoglie vengono avvolte nella canna. Abbiamo ottenuto la nostra sfoglia sottilissima, abbiamo fatto i nostri cerchietti, adesso procediamo a creare le nostre bucce dei cannoli. Prendiamo una sfoglia, la adagiamo sul palmo della mano, la allunghiamo leggermente e utilizziamo dei bastoncini di canna. Oggi in commercio trovate i bastoncini in acciaio, ma noi seguiamo la nostra tradizione e utilizziamo le canne che venivano utilizzate anticamente. Adagiamo la canna e avvolgiamo con la sfoglia la canna, bagniamo leggermente un angolo con l'albume in modo da far rimanere chiusa la sfoglia in cottura e schiacciamo. Andiamo avanti così. Procediamo friggendo le nostre cialde. Abbiamo fatto riscaldare in una padella l'olio e adesso procediamo a friggere. Ne inseriamo 2-3 alla volta e li giriamo di tanto in tanto. Vedrete che faranno tante bolle. Circa 1 minuto di cottura e saranno pronti. Cerchiamo di girarle per avere un colore uniforme. Una volta che sono ben dorate, scoliamo e li adagiamo su carta assorbente. Abbiamo fritto le nostre cialde, adesso le togliamo dalle canne e ci prepariamo per riempirli con la ricotta. Ok, mentre Robertina toglie le bucce dalle canne, noi prepariamo la sacca poche per riempire i cannoli. Abbiamo messo una sacca poche in un bicchiere, lo riempiamo con la ricotta che avevamo precedentemente fatto. Ok. Adesso riempiamo i nostri cannoli e poi li decoriamo con la granella di pistacchio, le bucce di arancia caramellate, lo zucchero a velo e le gocce di cioccolato sono già all'interno della nostra ricotta. Procediamo riempendo i cannoli con la ricotta, ci aiuteranno in questo Robertina e Rosolino. Nel frattempo vi ricordo che potete acquistare i nostri prodotti sul sito www.sicanisolidaleshop.com. Una volta riempiti li farciamo con granella di pistacchio e, come abbiamo già detto poco fa, con le scorzette d'arancia. Bravissimi. I nostri ragazzi si sono divertiti a decorare i nostri cannoli e adesso sono pronti. Un'ultima spolverata di zucchero a velo e li assaggiamo. Li volete assaggiare voi?
Siete pronti per assaggiare? Sì. Cannoli sono pronti, potete assaggiare. Nel salutarvi vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, di lasciare un like, un commento e in descrizione vi ricordo che trovate tutti i prodotti acquistabili sul nostro sito. Com'è? Che buono. Bello da guardare, ma buono da mangiare. Arrivederci al prossimo video. Ciao! Ah!